Teresa di Calcutta, santi e santi tutti di Dio, San Biagio nostro patrono, che non dobbiamo dimenticare, per noi. Forse voi vorreste ricordare il San Giovanni Bosco, per così, perché 11 anni e salesiano. Allora San Giovanni Bosco, e fondi, Signore, su Luigi e Maria Teresa, lo spirito del tuo amore, perché diventino un solo un'anima sola, non la separi questi sposi che tu hai unito, e ricolmati nella tua benedizione tutta la mia afflicca, per Cristo nostro Signore. Accogli, Signore, i doni per il sacrificio che consacra l'alleanza nuziale, guida e custodisci questa nuova famiglia che tu stesso hai costituito nel tuo sacramento per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni modo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell'amore e i vincoli indissolubili della pace, perché l'unione vasta e feconda degli sposi accresca il numero dei cui figli. Con disegno mirabile hai disposto che la nascita di nuove creature allieti l'umana famiglia e la loro rinascita in Cristo edifichi la tua Chiesa. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme l'inno della tua gloria. Perché fra poco il pane e il vino
preghiamo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Diciamo insieme: è il Signore Gesù, vita nuova. Dopo la cena, lo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Diciamo insieme: è il Signore Gesù, dona la vita per noi. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Ricordati dei tuoi figli Luigi e Maria Teresa, che in Cristo hanno costituito una nuova famiglia, piccola Chiesa e sacramento del tuo amore, perché la grazia di questo giorno si estenda a tutta la loro vita. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Sicuramente in questo momento noi avremmo voluto accanto a noi delle persone come un papà affettuoso, no? Ma noi sappiamo che viva la presenza di Dio e che forse sta pregando per questa nuova famiglia. Questa è la nostra fede, qualcosa di grande, di meraviglioso. Per cui cerchiamo veramente di sentirci un'unica realtà dove il Signore non fa mancare mai il suo sostegno e la sua forza. Ci rivolgiamo al Padre perché voi possiate essere capaci di portare avanti quella paternità di Dio, quella maternità di Dio e vivere nella festa continua. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E ora invochiamo su questi sposi la benedizione solenne, ecclesiale. Ci raccogliamo in preghiera e preghiamo che questa famiglia possa meditare magari gli errori che vi abbiamo già commesso.
Fratelli carissimi, invochiamo su questi sposi, Luigi e Maria Teresa, la benedizione di Dio. Egli che oggi li ha uniti, li accompagni sempre con la sua protezione. Ognuno di noi preghi per questa nuova famiglia. Padre Santo, creatore dell'universo, che hai formato l'uomo e la donna a tua immagine, e hai posto sulla prima famiglia il segno della tua benedizione. Guarda con benevolenza Luigi, che oggi si unisce a Maria Teresa con il sacramento nuziale. Scenda su questi sposi la ricchezza delle tue benedizioni, perché nel dono reciproco dell'amore allietino di figli la loro famiglia e la comunità ecclesiale. Ti lodino, Signore, nella gioia, ti cerchino nella sofferenza, godano della tua amicizia nella fatica e del tuo conforto nella necessità. Ti preghino nella Santa Assemblea, siano testimoni del tuo Vangelo, vivano a lungo nella prosperità e nella pace, e con tutti gli amici che ora li circondano giungano alla felicità del tuo regno per Cristo nostro Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donnale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ora vi scambierete un segno di pace, non si tratta di una stretta di mano. Pace per noi credenti, shalom, vuol dire io voglio il tuo bene, anzi, lo stesso bene che Dio vuole per te. Questo è l'impegno di vita nuova in Cristo. Vi scambierete un segno di pace tra voi, con i testimoni, con i parenti più prossimi. Scambiate un segno di pace. Ora gli sposi faranno la comunione qui all'altare, è un atto di grande intimità con il Signore, e questo vi deve ricordare che la vostra non è una sistemazione, ma
Dall'altare partirete non solo con le vostre forze, ma con il Signore che si fa cibo, si fa forza per voi, perché possa essere poi la vostra gioia ogni giorno della vita. Prego, con la mia destra e la tua sinistra. Il sangue di Cristo, il sangue di Cristo,
Ringraziamo il Signore per quello che oggi ha regalato a noi tutti, ha regalato un'altra famiglia secondo il suo cuore. E noi siamo qui per dire grazie al Signore che conta su di noi, nonostante le nostre fragilità. Chi di noi può dire di essere al massimo capace di rispondere all'amore di Dio? Eppure Dio si fida di noi. E questo facciamo un proposito tutti quanti di vita. O Signore, per questo sacrificio di salvezza, accompagna con la tua provvidenza la nuova famiglia che hai consacrato. Fa che Luigi e Maria Teresa, uniti nel vincolo santo e saziati con l'unico pane di vita, vivano concordi nella tua pace per Cristo nostro Signore. Questo matrimonio non è un matrimonio solo religioso, canonico, ma è un matrimonio concordatario, vuol dire che è valido dinanzi allo Stato italiano. Voi vi assumete diritti e doveri che derivano dal codice del diritto di famiglia, e già che avete messo anche gli articoli per gli impliciti, li possono anche leggere tutti e seguirli, così ogni famiglia dice: ah, io a che punto sono? Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. E questo invece è l'articolo 147 che recita così. È stato rivisto, e ve lo leggo: il matrimonio impone a voi coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis che vi potete leggere da soli. Adesso, prima di mettere le firme, è necessario che i testimoni vi diano i dati anagrafici. Prego.
presentati Pagano Luigi, ragioniere, nato Terlizzi, il 19/11/1984, residente in Lugo, Cetve. Si è presentata Marinelli Maria Teresa, maestra, nata a Terlizzi il 18/7/1991, residente in Lugo, nubile. Alla presenza di Pagano Giussi, Rubino Nicola, Maenza Silvia e Marinelli Loredana. Luigi e Maria Teresa sono convenuti per contrarre tra loro il matrimonio, visti nulla osta della reverendissima curia vescovile di Molfetta Lugo, i certificati dai quali risulta che le pubblicazioni ecclesiastiche e quelle civili sono state regolarmente eseguite. Ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche alla presenza dei suddetti testimoni ed avendo avuto il loro mutuo consenso, li ho dichiarati uniti in matrimonio secondo il rito della Chiesa Cattolica. Dopo manifestato il consenso alla presenza dei sopradetti testimoni, ho dato lettura agli sposi degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. L'atto di matrimonio in doppio originale, uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l'altro è destinato all'ufficio di Stato civile di questo comune di Lugo di Puglia, per essere trascritto nei registri civili. Letto il presente atto degli intervenuti, essi si sono con me sottoscritti.
volontà di Papa Francesco è infatti il cuore dell'implorata benedizione apostolica a Luigi Pagano e Maria Teresa Marimelli, in occasione del matrimonio, ed invoca sulla nascente famiglia nuova effusione di grazie celesti per una costante crescita nella fede e nell'amore. Con cattedrale di Puglia, 6 agosto 2018, ed è firmato dall'arcivescovo Timosiniere di Sua Santità. Io ve lo do, ma siccome è pesante, forse mentre me lo do la zia si viene a prendere di nuovo. Bene, adesso vi alzate in piedi, invochiamo la benedizione di Dio. Le benedizioni che avete avuto parenti, vero? Benedizione dei parenti, degli amici, di tutti, del Signore. Adesso lo invochiamo perché ci accompagni per le sue strade. Il Signore sia con noi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con tutta la gioia che il Signore ha immesso dentro di voi, andate per le strade del Signore che non siete mai scoraggiati. Sappiate che non siete mai soli, guardate che adesso state insieme. Questa è una cosa e dovete essere diversi, come abbiamo detto prima. A parte che il Signore cammina e vi sostiene. Con tutta questa gioia andate in pace e non scoraggiate mai. Rendiamo grazie a Dio. Auguro. Stasera Diego, la tua sciarpa.
adesso ti vede Maoni, non Vero? vanno a te. Vedi dentro? Vedi dentro? No, qui. Ah, non ti puoi mettere qui. Finite il rullino? No. Mica finite il rullino, no? Ancora.